siamo così dolcemente complicate. Un bel applauso per le candidate al titolo di Miss Miluna Veneto questa sera qui a Villa Momis a Cavarzere, bellissime, guardate, mi faccio da parte, mi metto da questa parte così avete le possibilità di fotografarle, fare loro le riprese. Questo gruppo di 30 ragazze straordinarie che si sono aggiudicate in questi mesi le varie selezioni e che questa sera concorreranno per aggiudicarsi il titolo di Miss Miluna Veneto. Bene, dicevamo Miss Miluna, altra grande serata qui a Villa Momis. So che ormai Massimiliano e Luca Poletto vi hanno abituato a eventi importantissimi e noi siamo sempre qui presenti quest'anno con una bella selezione. Poi abbiamo fatto la finale di Miss Equilibra Veneto con protagonista la vincitrice del titolo nazionale di Miss Equilibra Nazionale, Linda Padi, e questa sera, beh, insomma, secondo voi per Miss Miluna non potevamo non avere la vincitrice del titolo di Miss Miluna 2017 nazionale? È proprio con noi Anna Bardi. Prego Anna. Noi questa sera Anna Bardi. Tanti impegni che ha in queste settimane, potete immaginare, è riuscita a ritagliarsi una serata per noi e questo ci fa davvero molto piacere. Buonasera Anna, buonasera. Buonasera Michele, buonasera a tutti. Non potevo non venire in questa serata, Michele. Tu lo sai che questa location per me ha un valore molto importante. Infatti qui ho vinto la mia prima corona e ogni volta che ci torno mi viene il magone in gola. È vero, l'ho notata prima, lei ormai è abituata a piazze in tutta l'Italia, il suo volto con i manifesti Miluna sta girando. Io sono amico, ovviamente seguo tanti amici che organizzano e presentano le serate di Miss Italia in giro per le varie regioni e c'è sempre il suo volto, fa tante sfilate, l'ho vista dietro che era molto emozionata. Poi un po' questo palco, tu avevi vinto il titolo di Miss Sport Veneto proprio in questo palcoscenico. Sì, esattamente, e poi invece quest'anno ho vinto il titolo di Miss Jesolo e mi ha portata molta fortuna, infatti sono arrivata molto in alto a quanto pare, ho vinto il titolo di Miss Miluna. Senti, io più tardi vorrei parlare con te di questa bella esperienza, però adesso io ti farei accomodare al tavolo della giuria. Anna guarderà la sfilata tra i giurati, non voterà, anche perché insomma ci sono tante ragazze con le quali, con alcune di loro hanno condiviso l'anno scorso questa esperienza, quindi tu sarai ospite d'onore della giuria, però senza votare. 30 ragazze che vedremo prima con l'abito elegante, con il loro abito, poi con il body. Vorrei però prima un bel applauso per Anna Danieli che ci ha fatto compagnia a inizio serata con la sua bellissima voce. Facciamo un applauso anche a Anna? Grazie. Poi la rivedremo nel corso dello spettacolo, ma intanto volevo ringraziarla. Bene, adesso che succede? La giuria è pronta, io mi metto in un angolino, tanto non serve che io stia al centro del palco perché le protagoniste sono loro, sono le nostre bellissime concorrenti, e quindi pronta la concorrente numero 1.
bel applauso per tutte le nostre concorrenti. Lo facciamo bello e caloroso, lo facciamo arrivare fino a qua, a loro che sono da sempre, da 79 anni. Questi sono gli anni che ha Miss Italia, protagonista di questi eventi, perché Miss Italia oramai è una schema consolidatissimo, questo concorso che arriva nelle piazze e nelle location più belle d'Italia. Ed eccoci qui questa sera insieme a voi per il terzo appuntamento qui, ovviamente a Villa Momis. Sono pronte? Le ragazze sono prontissime, io mi in retromarcia, la paura di finire in acqua è notevole. Eccoci qua, allora, a gruppi di 5. Adesso rivediamo, signori giurati, attenzione perché adesso è il momento in cui dovete dare il voto definitivo. Voto definitivo che va da 1 a 5, adesso magari avete segnato un appunto, qualcosa per un come promemoria, adesso invece si vota sul serio. Le vedremo a gruppi di 5, quindi io ve le presento, non partite ancora, vi presento. La numero 1 è Marica, la numero 2 è Caro, la numero 3 è Valentina, la numero 4 è Agata e la numero 5 Nicole. E a questo punto cominciamo. Marica, concorrente numero 1.
premiazioni. Adesso io lascio il palco libero ovviamente e andiamo a rivedere tutte le nostre 30 concorrenti candidate al titolo di Miss Miluna Veneto. Prego. Sul palco intanto facciamo la foto, guardate Walter da questa parte, Walter Parisotto, il fotografo ufficiale delle selezioni di Miss Italia in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia, lo diciamo, in tutte e due le regioni. Ci sei Mario, hai fatto tutte le tue riprese? Sì, abbiamo Mario Bonesi di Rifero Blog, grazie per essere qui con noi questa sera. A questo punto amici noi ci colleghiamo in diretta con la pagina di Miss Italia Veneto su Facebook. Io mi guardo Tiziana che ho qui di fronte a me. Quando vuoi puoi partire con le immagini. Ci troviamo a Cavarzere in provincia di Venezia e queste 30 bellissime ragazze che in questo momento non so se arriva anche a casa ma stanno ricevendo l'applauso del pubblico sono le candidate al titolo di Miss Miluna Veneto. A questo punto iniziamo a chiamare gli ospiti. Cominciamo con Massimiliano Poletto, vediamo se ci raggiunge il patron insieme al fratello Luca di questo straordinario locale con queste piscine, con questo parco che ospita questa importante selezione. Arrivano Massimiliano e anche Luca, grazie per essere qui con noi. Ovviamente adesso vi posizionerete qui al centro pronti per consegnare il premio. Buonasera Massimiliano, grazie innanzitutto a lei, grazie anche a Luca. Come è andata? È andata molto bene, a parte questo caldo che è un caldo stasera incredibile. Comunque complimenti anche a voi. Rinfrescano queste fontane. Allora voi state qui al centro intanto, state qui al centro perché io mi faccio da parte e vorrei cominciare a citare la terza e seconda classificata, tanto per cominciare, e così siamo pronti. Loro faranno, come sapete già voi che ci seguite, un passo avanti. Terza classificata è la concorrente numero 6, Angelica Danese di Merlara. E lei, facciamo un applauso a Angelica, terza classificata. Grazie Angelica. Seconda classificata, la concorrente numero 21, Elisa Tasinato di Monselice, provincia di Padova. E a questo punto io chiamerei sul palco Anna Bardi, Miss Miluna 2017, nostra ospite graditissima questa sera. Il pubblico lo sa già, ma lo dico a coloro che sono a casa. Ciao Anna, grazie di tutto innanzitutto. Ciao Michele, grazie a te e grazie a questo meraviglioso pubblico per averci fatto compagnia questa sera. Grazie, puoi stare vicino a loro. Paola Rizzotti, arriva anche Paola, la patron di Miss Italia in Veneto. Eccoci qua, ecco Paola che sta arrivando con Corona. Ciao Paola, com'è andata questa sera? Benissimo, è vero, c'era caldo però l'ambiente ti è rinfrescato perché con queste fontane poi queste ragazze bravissime, complimenti a tutte. Sono veramente molto brave. E a questo punto poi arriva anche Gioiello Miluna, ma intanto io mi metto da questa parte, in fondo, nell'angolino e lascio tutto lo spazio per vivere insieme a loro la vincitrice di Miss Miluna Veneto è la concorrente numero 30, Anna Preto Martini di San Bonifacio in provincia di Verona. E lei, Miss Miluna Veneto, Anna Preto Martini. Questo applauso di tutte le altre concorrenti credo che sia, insieme alla fascia, insieme alla corona, insieme ai premi che arriveranno, credo sia uno dei premi più belli che riceve questa ragazza, perché l'applauso è arrivato spontaneo da parte di tutte le sue amiche. Prego signor Garbin, che consegna Mario Garbin, gioielleria Garbin di Adria in provincia di Rovigo, qui a 2 passi da Cavarzere,
questo gioiello Miluna. Vedo tutte le altre ragazze sorridenti e felici, questo ci fa molto piacere, ci fa molto piacere per loro, ci fa molto piacere ovviamente anche per Anna Preto Martini, vincitrice del titolo di Miss Miluna. Vai, fai una passerella, vai! Vuoi aggiungere qualcosa? Fermati lì con me. Vuoi aggiungere qualcosa? No, non ho parole, cioè non me l'aspettavo e è successo e sono contentissima. Molto bene, grazie. Vai vicino a coloro che ti hanno premiato, vicino a Anna Bardi, Miss Miluna, e a questo punto lascio per questa carrellata di immagini a voi l'applauso per tutte queste belle ragazze, e le ragazze faranno l'applauso al pubblico che ci ha fatto compagnia questa sera. Grazie davvero amici, e arrivederci al prossimo appuntamento di Miss Italia qui in Veneto, e ricordate che Miss Italia fa sempre e comunque la differenza. Grazie a tutti, ciao da Villa Momis a Quartere, arrivederci alla prossima, buonanotte!